Picchetto d'onore all'ingresso della Basilica di San Vittore, picchetto d'onore ai lati dell'altare, tante divise e anche tanti semplici cittadini. È stato un abbraccio caloroso e commosso quello tributato a Fabio Mondora, il vicequestore della Polizia di Stato in forza alla questura di Varese, scomparso sabato notte dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Alla cerimonia, presieduta dal prevosto di Varese Monsignor Luigi Panighetti e concelebrata dal cappellano della polizia Don Giorgio Spada, erano presenti molti dirigenti della Polizia di Stato, tra cui l'attuale questore di Varese Michele Morelli e l'ex questore Francesco Messina, ora prefetto a capo della Direzione Centrale Anticrimine. In tanti, insomma, hanno voluto stringersi alla moglie Cristina e ai figli Elisa, Eleonora e Alberto. Al termine della cerimonia, il feretro di Mondora è stato trasportato all'esterno della basilica dai colleghi che hanno portato la bara a spalla.